Parere favorevole dal Consiglio metropolitano al depuratore in Colmata a Chiavari. Ora può partire la progettazione. Il sindaco di Capo assicura investimenti per proteggere l'impianto dalle mareggiate. Sentenza beffa per la Virtus Entella. Il TAR del Lazio respinge il ricorso dei chiavaresi. La squadra avrebbe diritto a giocare in B, ma non in questo campionato perché è troppo avanzato. Mareggiata in regione l'incontro con i balneari, chiesti provvedimenti urgenti e la proroga della Bolkestein, oltre 300 in Liguria gli stabilimenti danneggiati. Lavori di pulizia ai canali delle acque bianche a Chiavari, oggi chiuse via Entella e via Grimaldi, terminato il primo tratto di interventi in via Piacenza, a breve si passerà in Corso Lavagna. Oggi il Papa ha dedicato la catechesi al settimo comandamento, non rubare, e ha invitato a fare dei propri beni un dono per tutti. La vita, ha detto, non è fatta per possedere, ma per amare. Si è svolto a Rapallo il secondo appuntamento della giornata per il dialogo cristiano-islamico. L'integrazione nasce dall'amicizia. La domanda su Dio unisce giovani di religioni differenti. Debutto sabato e domenica a Lavagna per il 43esimo campionato invernale di vela del Tigullio. L'evento diventa uno strumento di rilancio anche economico in una Liguria ferita dalla mareggiata. Buonasera a tutti, bentornati a Tigullio oggi. La città metropolitana di Genova ha ufficializzato lo spostamento del depuratore di Chiavari dalla zona del Lido alla Colmata. Oggi pomeriggio il Consiglio ha approvato all'unanimità dei presenti la modifica alla delibera del febbraio 2017. Il sindaco di Capo assicura investimenti per proteggere l'impianto dalle mareggiate. Lo abbiamo intervistato. Adesso che cosa succede? Si parte con la progettazione? Adesso si parte con la progettazione, noi abbiamo concordato delle opere pubbliche interessanti, si parla di oltre 20 milioni di euro di opere pubbliche, avremo la difesa mare di tutta l'area di Colmata, che è ancora più importante in questa fase visti i recenti accadimenti. Il porto di Chiavari, che ha avuto un investimento di 22 milioni di euro, è un porto che ha tenuto bene alla recente mareggiata. L'area di Colmata in questo momento è fortemente esposta e per poter utilizzare tutto il fronte della passeggiata con una pista ciclabile e una passeggiata di 600 metri bisogna fare queste difese, dove verranno nuovi locali come bar e ristoranti. Verrà realizzata una nuova copertura dei parcheggi che rimarranno completamente gratuiti e coperti, per cui recupereremo 9.000 metri quadrati di superficie sul mare nell'area di Colmata. Otterremo anche un parco verde urbano a disposizione di tutti i chiavaresi, per cui nessuna nuova abitazione, nessun nuovo cemento, ma una Colmata completamente a disposizione di tutta la cittadinanza in maniera libera. Bisogna fare in fretta naturalmente, ora i tempi come sono per la progettazione? I Reti ha già chiesto formalmente l'accesso all'area che concederemo anche per fare i carottaggi in mare e sondare tutto il fondale. Perché il progetto del Lido non andava bene? Innanzitutto creare un tunnel vicino alla ferrovia creava dei grossi problemi sia alla viabilità in via Tito Groppo sia alla stabilità delle ferrovie dello Stato. Addirittura la realizzazione di una pista ciclabile, che le vie dell'acqua che realizzeremo, la sovrintendenza mi ha obbligato a non farla passare attaccata al Lido ma addirittura attaccata alla ferrovia, una pista ciclabile. Figuriamoci un impianto di depurazione per 140.000 abitanti. La vicinanza al fiume e al mare avrebbe creato grossi disagi di sicurezza. Nel corso della seduta è stato anche approvato un ordine del giorno del consigliere Elio Cuneo che sollecita il sindaco metropolitano ad impegnare i soggetti preposti affinché in tempi più brevi possibili si dia il via alla fase dei lavori del sistema di depurazione del Tigullio. Cuneo ha sottolineato come ulteriori ritardi possano portare a subire un'infrazione europea. E sempre durante il Consiglio di oggi sono state stanziate le risorse che potrebbero essere utili all'aumento di capitale di ATP Esercizio. Si tratta di 2 milioni di euro stanziati per l'acquisto di nuovi mezzi che verranno assegnati ad AMT SPA, socio di maggioranza dell'azienda con sede a Carasco. Decisione che è stata votata all'unanimità. Ora il caso Virtus Entella. Era attesa la sentenza di oggi del TAR del Lazio che si è espresso sul ricorso presentato dalla società chiavarese respingendo però l'istanza cautelare. I biancocelesti pertanto restano in Serie C. La società di Via Gastaldi ha affidato ad un comunicato stampa il commento a questa decisione.
L'ordinanza, si legge nella nota, evidenzia ancora una volta come l'Entella abbia il diritto di giocare in Serie B. Si legge nel documento che questo non può avvenire perché il campionato è già troppo avanzato e la riammissione necessita di determinazioni che la FIGC non ha ancora voluto assumere. L'ennesima beffa, prosegue il comunicato, tenuto conto che la decisione del Consiglio di garanzia del CONI è datata 19 settembre. Per questo continueremo la nostra battaglia in tutte le sedi opportune, nella certezza che la squadra sia vittima di una grave ed inspiegabile ingiustizia. Parteciperemo al campionato di Serie C a testa alta, conclude la nota stampa, orgogliosi dei nostri valori, di aver sempre rispettato le regole, di essere una mosca bianca in un sistema che reclama quei principi di legalità presi a calci in questa incredibile vicenda. Intanto domani la Virtus Entella scenderà in campo alle 20:30 al Comunale di Chiavari con l'Arzachena. Si tratta del recupero della seconda giornata di campionato. Siamo al meteo, possiamo vedere anche il sito dell'ARPAL perché c'è una nuova allerta meteo gialla sul Levante Ligure dalle 7 alle 18 di domani, coinvolti i bacini piccoli e medi. L'allerta è stata emessa per tutta la regione, pertanto sarà gialla anche per il bacino E della Val d'Aveto, sempre dalle 7 alle 18. Domani infatti un nuovo fronte atlantico porterà piogge forti. E rimaniamo in qualche modo in tema, sono centinaia gli stabilimenti balneari della Liguria che hanno avuto gravi danni dalla mareggiata della settimana scorsa. I gestori hanno portato la loro preoccupazione in regione. Non c'è solo lo sconforto per le spese che dovranno essere affrontate, ma anche il forte timore per la messa all'asta delle concessioni. Sentiamo. Sono oltre 300 gli stabilimenti balneari liguri danneggiati. La mareggiata della scorsa settimana ha colpito le strutture e di riflesso l'intero sistema turistico. È il primo parziale bilancio emerso nell'incontro tra gli operatori del settore e l'assessore regionale al demanio Marco Scaiola. I balneari hanno chiesto provvedimenti urgenti in sede nazionale e la proroga della Bolkestein, che portando a solo 2 anni l'orizzonte delle concessioni rende di fatto impossibile il rientro degli investimenti per la ricostruzione degli stabilimenti distrutti. Ci attendiamo anche che l'assessore Scaiola, che è anche il coordinatore del tavolo del demanio a livello nazionale, colga l'occasione proprio per questa situazione di particolare gravità, chiedere che il governo intervenga al più presto per definire la questione delle concessioni a livello nazionale, perché da questo dobbiamo partire. Non possiamo più aspettare tempi, lungaggini, burocrazie, perché il mare abbiamo visto che non aspetta nulla. Intervenuto in diretta su Telepace, Licordari ha poi ricordato che le strutture balneari, almeno nel caso di Lavagna, hanno un altro ruolo determinante, la difesa della linea ferroviaria. A me non risulta che ci siano altre linee ferroviarie che colleghino Roma con Milano, passando sulla costa, passano tutte da Lavagna. Se si interrompe questa linea c'è un danno di natura economica che non immaginiamo neanche. La mia struttura balneare, ad esempio, è stata a difesa della linea ferroviaria. La Regione ha assicurato che spingerà nei confronti del governo per l'uscita dell'Italia dalla direttiva europea. Scaiola si è anche impegnato a snellire la burocrazia per velocizzare le procedure, mentre l'assessore allo sviluppo economico, Andrea Benveduti, ha annunciato l'imminente attivazione di un numero verde per contatti e richieste e ha ipotizzato una linea di sostegno analoga a quella già fatta per le aziende danneggiate dal crollo del Ponte Morandi. Portofino cerca di uscire dall'isolamento e di trovare in qualche modo la normalità e con grande piacere oggi sono stati accolti in piazzetta alcuni turisti che da Santa Margherita Ligure hanno voluto raggiungere il borgo a bordo di un battello straordinario. L'imbarcazione, dopo aver portato i portofinesi, gli addetti ai lavori, ha effettuato un giro extra per accompagnare il gruppetto di visitatori, vedete le foto. I turisti hanno potuto ammirare il centro del paese, il molo, il faro, prima di salire sino a San Giorgio e a Castello Brown, accompagnati da una guida. E Portofino si ritroverà nei prossimi giorni per celebrare il titolare della chiesa parrocchiale San Martino. L'appuntamento è per domenica 11 novembre alle ore 11 con la messa presieduta da Don Alessandro Giosso. Il tempo di preparazione sarà domani e venerdì con la celebrazione alle 16:30. Sabato, sempre alle 16:30, il canto dei primi vespri. Sabato e domenica sarà possibile raggiungere il borgo con i battelli in partenza da Santa Margherita Ligure alle 9:30, 11:30, 14 e 16. Il ritorno da Portofino sarà possibile alle 10, alle 12, alle 14:30 e alle 16:30. Hanno preso il via oggi i lavori di pulizia straordinaria al canale di scarico delle acque meteoriche in via Entella e in via Grimaldi a Chiavari. L'intervento è eseguito da Irene.
Le 2 strade sono state chiuse al traffico, oggi pomeriggio sono state bloccate fino alle 16. I veicoli per poter raggiungere Piazza Matteotti e via Costaguta hanno potuto transitare a passo d'uomo 20 km/h in via Vittorio Veneto, aperta eccezionalmente alla circolazione. E intanto va avanti la manutenzione dei canali di deflusso delle acque bianche in via Piacenza, angolo con via Entella. I canali nel sottosuolo sono stati ripuliti dalle ostruzioni e a breve il cantiere si sposterà per permettere nuove ispezioni in Corso Lavagna. Le interviste. Nella zona tra via Entella e via Piacenza avete fatto dei lavori nel sottosuolo, che cosa avete trovato? Qui abbiamo trovato parecchio deposito di materiale che arrivava da monte, perché arriva un rio che passa sotto le case e attraversa la strada, e qui in settimana scorsa è stato tolto 7 metri cubi di materiale che si era stratificato nell'arco degli anni col camion a risucchio, in modo da poter liberare totalmente il passaggio sottostrada. Questo dovrebbe evitare perlomeno dei grossi allagamenti in caso di evento meteorologico eccezionale. È sempre una zona molto critica qua perché è bassa, però dividendo bene i 2 canali e innestandoli poi in Corso Lavagna sicuramente la situazione deve migliorare parecchio. Per migliorare appunto il sistema di ricevimento dell'acqua, adesso vi spostate sull'altro lato, ci può spiegare questo intervento? Siamo arrivati oltre la metà della strada, quindi cercheremo di bypassare riaprendo nuovamente poi la strada sulle 2 corsie e lavorare dal lato verso Corso Lavagna per immetterci sul canale di Corso Lavagna da un lato e sul canale dei Frati, che è l'altro canale che consente lo scarico delle acque, quindi dando un doppio sfogo dovremmo alleggerire questa zona qua. Provvedimenti al traffico? Confidiamo che per questa settimana rimanga il doppio senso come in questo momento che vedete. Dalla prossima settimana avremo un'interruzione probabilmente a salire e poi dovremo nuovamente riaprire il doppio senso e poi successivamente la chiusura di Corso Lavagna nel tratto iniziale, probabilmente per un periodo lungo. Come città metropolitana avete fatto delle richieste anche per quanto riguarda la fognatura? Come? Sì, seguiamo questi lavori sempre anche come città metropolitana per arrivare a eliminare quelle commistioni tra acque bianche e acque nere che sono pericolose per l'inquinamento del mare. Nel senso che al di là del discorso dei depuratori molto spesso abbiamo condotte di acqua nera che sversano nelle acque bianche, quindi tutto questo tratto qui abbiamo sostituito anche la condotta fognaria, questa è di competenza atto, quindi chiedo io spesso degli interventi di rifacimento di condotte che migliorano entrambi i servizi. A proposito di viabilità, il comune di Ne ha deciso di aprire una fascia oraria in più per il passaggio delle vetture nella zona di Statale, dove dalla notte del 1° novembre si sta lavorando alla messa in sicurezza di un versante franato sulla strada di collegamento alla frazione. Auto e bus sino alla fine delle operazioni potranno pertanto transitare in sicurezza dalle 6 alle 8, dalle 13 alle 14, questa è la finestra aggiunta, e poi dalle 18 alle 20. Troppi incidenti agli escursionisti sul Monte di Portofino, a denunciarlo il capogruppo in regione della Lega Nord, Franco Senarega, che sollecita azioni di prevenzione, informazione e sensibilizzazione di chi fruisce dei sentieri a scopo turistico. I transiti sui sentieri di Portofino sono tra i 100 e i 130.000 all'anno. Il percorso è più soggetto a infortuni risulta quello delle batterie verso San Fruttuoso di Camogli. L'interrogazione è stata discussa oggi in Consiglio regionale. Attualmente è allo studio l'applicazione sui cartelli informativi di un codice digitale, il QR code, per localizzare più puntualmente e velocemente gli escursionisti in difficoltà. E poi c'è la proposta dei consiglieri regionali Muzio e Vaccarezza di introdurre l'obbligo di indossare una pettorina rifrangente per i cercatori di funghi. Questo sarà al centro delle audizioni domani in Commissione Attività Produttive del Consiglio regionale. Saranno ascoltati tra gli altri i sindaci di Lorsica, Rezzo Aglio, i rappresentanti dei parchi dell'Aveto, Portofino e Antola e i presidenti di diversi consorzi per la raccolta e la vendita dei funghi. Ora siamo all'informazione religiosa. All'udienza generale di stamani il Papa ha ricordato come la ricchezza del mondo oggi sia nelle mani di pochi e la povertà, la miseria e la sofferenza invece siano per tanti. Di qui l'esortazione a far sì che la vita diventi un tempo per amare. Sentiamo. La ricchezza è nelle mani di pochi oggi, mentre la povertà è per tanti. È la considerazione su cui si è soffermato Papa Francesco stamattina all'udienza generale dedicata al 7° comandamento, non rubare. Il Papa lo ha spiegato nel suo senso più ampio e positivo, ovvero fare del bene il più possibile, perché i nostri beni diventino un dono per tutti. La riflessione del Santo Padre è stata molto articolata. La proprietà di un bene fa di colui che lo possiede un amministratore della provvidenza e il possesso è di per sé una responsabilità. Ciò che si possiede veramente, aggiunto, è ciò che si sa donare.
Se non riesco a donare qualcosa è perché quella cosa mi possiede, sono schiavo, ha potere su di me e ne sono schiavo. Il possesso dei beni è un'occasione per moltiplicarli con creatività e usarli con generosità e così crescere nella carità e nella libertà. Mentre l'umanità si affanna per avere di più, ha spiegato il Santo Padre, Dio la redime facendosi povero. Il crocifisso ha pagato per tutti un riscatto inestimabile da parte di Dio Padre, ricco di misericordia. Quello che ci fa ricchi non sono i beni, ha aggiunto il Papa, ma l'amore. Ancora una volta dunque Gesù Cristo svela il senso pieno delle Scritture. Non rubare vuol dire ama con i tuoi beni, approfitta dei tuoi mezzi per amare come puoi. Tante volte abbiamo sentito quello che il popolo di Dio dice: il diavolo entra dalle tasche. Primo viene il denaro, l'amore al denaro, l'affanno di possedere. Poi la vanità. Io sono ricco e mi vanto di quello. E alla fine l'orgoglio e la superbia. Questo è il modo di agire del diavolo in noi, ma la porta d'entrata sono le tasche. Cambiamo tema, veniamo in diocesi. Anche se provenienti da nazioni e culture diverse, i giovani che vivono nel nostro paese oggi si sentono tutti profondamente italiani. Il dialogo nasce infatti dall'amicizia, prima ancora che dal confronto culturale o teologico. E quanto è emerso dall'incontro tra i giovani della diocesi di Chiavari e quelli delle comunità musulmane che vivono nel nord Italia. Incontro che per il secondo anno si è svolto sul nostro territorio, quest'anno in particolare a Rapallo. Abbiamo raccolto alcune testimonianze. Qual è il messaggio che si intende lasciare dall'incontro di oggi? Il messaggio di oggi è che siamo tutti una comunità, è il messaggio che siamo degli esseri umani che devono vivere insieme, perché comunque stare insieme in questo paese ci obbliga anche, fra gli obblighi della convivenza, anche di dialogare, di stare insieme, di scambi di cultura, scambi cibo e anche dialogare su argomenti importanti sia nel versante cristiano sia in quello musulmano. Quali sono i punti di contatto tra i cristiani e i musulmani? Cioè in che modo possono dialogare? La cosa molto più importante, le amicizie, perché tutto nasce dal basso. Se vogliamo dialogare, dobbiamo dialogare veramente dai punti di incontro. Che cosa rappresenta per te questo incontro, questa giornata? Sicuramente penso un momento per conoscersi, per appunto conoscere l'approccio che altri ragazzi hanno verso la religione, una religione diversa, e soprattutto conoscere la fede degli altri ragazzi. Ecco. Qual è secondo te un punto di forza che vi accomuna e vi avvicina più di tutto? Penso proprio il mettersi in gioco, cioè l'aver voglia di approfondire la conoscenza e poi anche avere uno spirito, diciamo, una domanda su Dio, ecco. Io sono nata in Egitto nel 96. Poi mi sono trasferita quando avevo solamente 2 anni, forse anche di meno. Siamo arrivati qua in Italia perché mio padre lavorava già da prima. Mio padre è qua da tipo 30 anni, se non di più. Ha sposato mia madre e dato che mio padre non riesce a vivere senza famiglia, io non posso fare come gli altri che lasciano la famiglia, poi vengo giù ogni 6 mesi, quindi vi porto tutti con me. Poi dopo, tipo, quando sono arrivata in terza media, hanno capito che ormai la nostra vita è qua. Ti senti più italiana o più egiziana? Cioè, è una domanda che chiedono un sacco. Io sinceramente mi ritengo italiana e quando vado in Egitto non mi sento del posto, appunto perché i modi di fare, interagire con le persone è molto, molto, molto diverso. Cosa significa per te integrazione? Integrazione, secondo me, non dovrebbe esistere la parola perché siamo una comunità intera, quindi viviamo qua, quindi secondo me integrazione non dovrebbe esistere.
Dei giovani stranieri nati in Italia oppure immigrati giovanissimi, delle loro amicizie con i ragazzi italiani e della nuova società che sta nascendo da questa integrazione si parlerà anche venerdì sera, sempre a Rapallo, nell'ambito dell'incontro Nuovi Orizzonti, in programma all'Auditorium delle Clarisse alle ore 21. Ospite il giornalista esperto di Medio Oriente Andrea Avveduto e alcuni ragazzi di origine straniera nati in Italia. Nell'ambito del percorso per le imprese sociali e le realtà no profit, organizzato in Liguria dalla Compagnia delle Opere, domani a Chiavari si terrà un incontro dedicato alla relazione tra l'opera sociale e il contesto territoriale in cui è inserita. Il titolo è Un altro modo di vedere il quartiere. Il relatore sarà Gilberto Sbaraini della cooperativa La Strada di Milano. L'appuntamento è alle ore 21 in Casa Caritas a Chiavari. Il Comune di Sesti Levante ha ricevuto il riconoscimento di città che legge per aver svolto con continuità un lavoro di promozione della lettura. Tra le caratteristiche necessarie per ottenere questo status, la presenza di biblioteche e librerie, l'organizzazione di eventi e attività a tema e la realizzazione di fiere ed eventi. Ora sfogliamo l'agenda di Telepace e vediamo così tutti gli appuntamenti in programma per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per giovedì 8 novembre. Alle 16 a Villa Quairolo di Rapallo, Paolo De Lucia affronterà l'argomento Caracciolo, nichilismo ed etica nell'ambito dei corsi dell'Accademia Culturale. Nuovo incontro per l'Associazione Italo-Britannica di Chiavari. Alle 16 al Centro Sociale San Giovanni di Via delle Vecchie Mura sarà proiettato il film A Quiet Passion di Terence Davis. Proseguono i laboratori di pittura per bambini dai 5 ai 12 anni promossi dall'artista Maria Rocca e dal titolo Paesaggi di mare. Domani dalle 16.45 alle 18.15 sarà affrontato il tema dei pesci. L'appuntamento è alla Biblioteca del Mare di Riva Trigoso. In occasione del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, il Circolo Filatelico Numismatico Chiavarese organizza una mostra allestita nei locali della Banca Carige di Piazza Roma a Chiavari. Sarà aperta per tutto novembre con ingresso libero e negli orari di apertura dell'istituto. Siamo allo sport, parliamo di vela, debutto sabato e domenica prossimi per la 43esima edizione del campionato invernale di vela del Tigullio. Le gare si disputeranno nelle acque di Lavagna con regate a bastone o su percorso costiero situato in mezzo al golfo del Tigullio o al golfo Marconi. Quest'anno più che mai il valore di questa manifestazione non è soltanto agonistico ma di rilancio per un territorio messo a dura prova anche dai recenti eventi atmosferici. Sentiamo. Il mare del Tigullio torna a fare notizia, questa volta però in tono positivo. Nonostante le avversità meteorologiche dei giorni scorsi, il Comitato Circoli Velici del Tigullio è riuscito a organizzare la 43esima edizione del campionato invernale Golfo del Tigullio. Noi siamo pronti per partire, abbiamo già raggiunto un numero notevolissimo di iscritti, le 50 barche contiamo ancora di metterle assieme. Sabato e domenica le prime due manche della competizione che si snoderà nell'arco di 4 fine settimana. Le iscrizioni hanno già raggiunto un buon numero, si tratta per lo più di imbarcazioni da diporto, alcune di dimensioni significative. In particolare ce n'è una, è un 552 piedi, una barca che si è salvata per fortuna perché il suo porto abituale d'ormeggio è il porto di Rapallo, ma in quella fase era a La Spezia per lavori. Dallo sport giungono quindi i primi segni di ripresa in una Liguria letteralmente falcidiata dalla mareggiata, con danni ingentissimi alle imbarcazioni. Un dato che non è sfuggito al CONI regionale, che si fa parte diligente delle necessità del territorio. Quando ci sono dei danni, per rimettere a posto le cose ci vogliono due cose: la risorsa umana, e questa c'è, e i soldi, e questo bisogna trovarli. Io come CONI ho scritto a tutte le federazioni che sono coinvolte, mandando loro un modulo perché vorrei avere un quadro il più preciso possibile di tutti i danni che ha tutta la Liguria e quantificarli. Bisogna trovare le risorse, ma ripeto, quello che mi dà speranza è che c'è la risorsa umana, e difatti vedete che il campionato invernale del Tigullio si fa perché le risorse umane hanno detto si fa e si va avanti. E ora la pallanuoto in A1 maschile. Oggi la Proreco ha battuto il Catania nel recupero della quarta giornata di campionato. Nella vasca di Sori i biancocelesti hanno vinto 22-3. A segno 5 volte Aicardi, che è stato il miglior marcatore. Sabato alle 18, sempre a Sori, arriverà la Sport Management.
E ora la Serie A2 che vive un momento di prologo all'imminente campionato. Questo fine settimana a Lavagna si terrà un torneo organizzato dalla società Lavagna 90 e che vedrà protagoniste nella piscina del Parco Tigullio, oltre ai padroni di casa, 3 squadre di vertice, ossia Bologna, Camogli e Torino. Le partite inizieranno sabato alle ore 15 e proseguiranno fino alle 20 circa. Domenica le ultime 2 partite saranno alle 13:30 Lavagna-Torino e alle 15 Camogli-Bologna. Sarà l'occasione soprattutto per verificare la preparazione delle squadre in vista dell'avvio ufficiale del campionato sabato 24 novembre. Concludiamo con una notizia, un lutto. Questa mattina infatti è mancato improvvisamente Fausto Mazzali, persona molto conosciuta a Chiavari, è stato infatti il socio fondatore del ristorante Pizzeria Vassilissa. Mazzali è uscito di casa, come ogni mattina si accingeva ad andare al lavoro a bordo del suo scooter quando un malore improvviso lo ha colto e sono stati inutili i tentativi di rianimarlo. Fausto Mazzali è stato un precursore della cucina etnica sul territorio. 21 anni fa, infatti, insieme al socio William Bussotti, aveva avviato il celebre locale di Corso Millo con la duplice possibilità: scegliere un menù italiano o la cucina greca, addomesticata per gusti locali. Nato infatti 62 anni fa a Reggio Emilia da papà emiliano e mamma greca, Fausto Mazzali nella sua attività professionale aveva instaurato un rapporto anche con il paese di origine della madre, acquisendo e portando avanti alcune tradizioni greche. Attraverso il locale, arricchito negli anni dalla presenza di altri 2 soci, venivano promosse poi anche iniziative solidali, come queste che vedete nelle foto. In occasione dei festeggiamenti per i 20 anni del Vassilissa, lo scorso anno era stata organizzata una festa in collaborazione con il Sandoria Club De Paoli di Lavagna per contribuire all'acquisto di un mezzo attrezzato al trasporto disabili per la Croce Verde chiavarese. La salma di Fausto Mazzali sarà cremata per sua stessa volontà. Ai familiari e a tutto lo staff del locale esprimiamo la vicinanza da parte di Telepace. Si conclude questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio ad una nuova puntata di Missione Mondo che sarà dedicata alla Siria, un documentario di TV 2000 in Siria e ad Aleppo. Per tutte le altre informazioni continuate a seguirci sul sito teleradiopace.com. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata, arrivederci.